Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
A te la linea. Ai No Corrida cantava Quincy Jones nel 1981, a questo grandissimo compositore, musicista, ma anche produttore e scopritore di talenti. Michael Jackson è certamente roba sua, è certamente figlio suo, artisticamente parlando. E beh, a lui abbiamo voluto dedicare la colonna sonora di questa puntata di Zoom, la numero 877 del 5 novembre dell'anno del Signore 2024, martedì. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e naturalmente cominciate a sentire nell'aria il profumo di dannatona, ma questa sarà la madre di tutte le dannatone. Domani dalle 12 alle 20 insieme, 8 ore, stavolta faccio il record dei record della radio, perché col governo Draghi era arrivato a 7, ma stavolta 8, e siccome c'è anche aria fritta, 8 e mezza, praticamente sarà un pomeriggio non stop che nemmeno Domenica in dei tempi migliori, ma insieme a me ovviamente non ci sarò solo io, mi pare ovvio, ci saranno anche tanti ospiti. Il primo lo abbiamo accalappiato quest'oggi, ma il prossimo lo accalappiamo addirittura nel futuro, stanotte all'1 ora italiana, quando saranno le 8 del 7 di novembre in Cina, niente po' di meno che. E poi ce ne saranno altri ancora, ci sarà il professor Luigi Curini, ci sarà Andrea Lombardi, ci sarà Giorgio Guido Lombardi, ebbene sì, l'amico di Donald Trump, Lorenza Morello, ci sarà Antonio Zennaro e molta altra gente con noi che commenterà i risultati delle elezioni in America. Ebbene sì, God bless America, sarà una super dannatona post-elettorale, anche perché potete stare tranquilli che, salvo imprevisti, miracoli, sconvolgimenti degni di Nostradamus, stanotte probabilmente sarà difficile sapere chi avrà vinto le elezioni. Io, la mia sensazione, vi dico la verità, parlando insomma un po' con amici, colleghi, ne parlavo anche col nostro direttore Giovanni Sallusti qualche giorno fa, e anche lui insomma era d'accordo con me, cioè ragazzi, qui l'idea è che possiamo rischiare davvero una roba del genere come nel 2000, quando diciamo così, come posso dire, quella notte del 2000 in cui mi ricordo, io ero studente, ero in collegio, ho passato tutta la notte davanti a sto televisore Mivar enorme a guardare la CNN che trasmetteva allora su Tele Monte Carlo, la 7 non esisteva ancora, Too Close to Call. È troppo il divario tra i due candidati, in quel caso Gore e Bush figlio, è troppo stretto, e quindi non possiamo dichiarare la vittoria in uno stato anziché in un altro. Ecco, io ho l'impressione che sarà una vittoria al fotofinish, sarà una vittoria al cardiopalmo, e in particolare questa vittoria avrà bisogno di giorni, avrà bisogno di tempo, avrà bisogno probabilmente anche di riconteggi con annesso contorno di polemiche. A Washington quest'oggi l'ospite che poi sentirete domani in trasmissione, Andrea Lombardi, mi diceva di barricate vere e proprie che sono state erette anche dai semplici tenutari di negozi, che hanno paura che qualcuno sfasci le vetrine, che qualcuno cominci una vera e propria rivoluzione, o comunque delle proteste che possano degenerare in violenze urbane. E allora, come potete vedere, siamo ancora una volta davanti a quei punti di svolta della storia. E quando la storia chiama, l'unico compito che i giornalisti hanno è raccontarla, perché il giornalista è lo storico del presente. E noi saremo lì, saremo ancora una volta testimoni, come abbiamo fatto per gli eventi che vi abbiamo raccontato in questi anni. Io sono qui da aprile del 2020, sono quasi 5 anni, eppure questi 5 anni, per quanto mi riguarda, valgono per 50, per tutto quello che è successo nel mezzo. Non so voi, ma io ho questa sensazione.
Orbene, quali sono le coordinate a cui incrociamo? 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure se volete, ma quando lo dirò io, 0292947222 per usufruire del telefono. Domani il telefono sarà aperto per tutte e 8 le ore della super dannatona, per cui sarà una grande giornata di grande informazione, grande storia, grande partecipazione di Radio Libertà. Ovviamente vi aspettiamo numerosi, venite già votati se volete, se siete cittadini americani e avete già votato al consolato a Milano o all'ambasciata a Roma, insomma, raccontateci, ci racconterete un po' com'è andata. Se siete in America, magari ci fate una telefonata, siete italo-americani del broccolino, che ci portate meno dollars, non lo so, se portate dollars noi siamo anche più contenti, ma in ogni caso, ultimo avviso, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, e poi radiolibertà.net, che è diventato un bellissimo giornale online, appunto, liberamente il nostro direttore Giovanni Sallusti, Auto da Fe, Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmi Varin, e poi ancora le videopillole e molto molto altro, per cui fesso chi non legge radiolibertà.net, ma adesso è il momento, implacabile come sempre, e implacabile anche il nostro ospite di stasera del Qui Parlamento con l'onorevole Giulio Centemero. Vai Lorenz, buon lavoro anche a te. Qui Parlamento. Io ho il piacere di ritrovare un amico di questa trasmissione, l'onorevole Giulio Centemero, che saluto e ringrazio come sempre. Ciao, come va? Ma insomma, diciamo che siamo carichi davanti a quello che la storia sta per allestirci tra stanotte e domani. Sarà una grande nottata, secondo me, malgrado eventuali esiti o tutto quello che insomma ci possiamo immaginare. Io credo che sarà una nottata di grande incertezza. Sicuramente Sensazioni? interessante. Ma sensazioni, io ho sensazioni positive. Poi col sistema elettorale complicato che hanno negli Stati Uniti è sempre un po' difficile fare delle stime perché, come ben sai, il voto popolare ha un peso, ma poi ci sono i grandi elettori. Ho visto una forte concentrazione sugli swing states, però il voto popolare secondo me penderà dalla parte giusta. Quello lo do, non dico per certo, ma è una sensazione forte. Diciamo niente più, avrebbe detto Edoardo. Aspettiamo e vediamo che cosa succede. A proposito, ma invece di sensazioni, parliamo invece di cose un po' più concrete, o meglio, apparentemente non sembrano concrete, ma in realtà lo sono, perché c'è anche Sì. gente che si rovina, le criptovalute. Allora, cosa sta succedendo a livello normativo? Sì, sostanzialmente nella legge di bilancio, il testo di base uscito dal governo, c'è un incremento della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di criptoattività, quindi non solo criptovalute ma anche NFT per esempio, non fungible token, un incremento di tassazione dal 26 al 42%, no? Quindi come Lega ovviamente noi siamo contrari a qualsiasi innalzamento di imposta anche su questa tipologia di asset, perché come dimostrato per esempio stamattina da un convegno che ho organizzato alla Camera dove hanno partecipato i principali operatori del settore, non si tratta solo di qualche criptovaluta più o meno affidabile barra oscura, ma si tratta di una industria che ormai è alla luce del sole, che si utilizza per fare donazioni a fini caritatevoli, che serve come tecnologia per la trasparenza, insomma per il tracciamento delle, che ne so, dei materiali con cui è stata effettuata un'opera, quindi è un mondo
anche di economia reale, quindi non solo finanziaria, che è agli inizi, è molto collegato all'evoluzione tecnologica, comprende sia grandi che piccoli ed è anche multisettoriale, cioè dalle banche alle società di consulenza fino alle gallerie d'arte e alle software house, ed è un mondo in piena espansione. Noi in Italia non possiamo rimanere al palo perché c'è un pregiudizio nei confronti di una categoria produttiva. Infatti. Ecco, ma diciamo così, si può incrementare l'uso delle criptovalute o è qualcosa che in realtà si sostituisce allo Stato? Cioè, ci si può fidare di queste cose? Allora, nella maggior parte dei casi le criptovalute viaggiano su degli exchange che in Italia, quindi le piattaforme, vengono registrati all'OAM. L'OAM è un organismo gestito a livello governativo e quindi con determinate garanzie. Poi Consob e Banca d'Italia hanno la sorveglianza condivisa su questo fenomeno e hanno anche il potere di oscurare quei siti che operano in maniera non totalmente corretta. Quindi si possono utilizzare, diciamo, con una certa serenità. Dopodiché non sono sostitutivi di altri sistemi di pagamento, posto che ci sono criptovalute che ad esempio chiamiamo stablecoins e che sono semplicemente una traduzione di valute cosiddette fiat, cioè di denaro che già esiste, euro, dollaro, yen e via discorrendo. Perché sono tradotte in criptovalute? Perché costa di meno trasferirle e soprattutto si trasferiscono più rapidamente. L'euro digitale anche sarà una realtà a breve e verrà costruito sempre con la stessa tecnica tecnologica, ok? Quindi Sì. è una realtà e nell'evoluzione dell'uomo abbiamo visto che non è che quando è stata inventata la banconota poi sono scomparse le monete, quando sono state inventate le carte di credito poi sono scomparsi gli altri metodi di pagamento, semplicemente un altro sistema. Non so se mi spiego. Non lo sento più, onorevole. Sono qua. Mi Ah, sentite? eccolo. Stava C'era un rumore di dicendo appunto, fondo. quando sono arrivate le carte di credito non è che è scomparso il denaro contante. No, non sono scomparsi neanche gli altri metodi di pagamento, dal bonifico agli assegni. Cioè, se lo vediamo come un metodo di pagamento, è semplicemente un metodo che si aggiunge a quelli già esistenti. Certo, certamente. Direi anche, diciamo, anche molto più veloci volendo. Vabbè che ormai con tutti i wallet che ci sono nei telefonini basta solo appoggiare il telefono e quello fa da sé. Ecco, Sì, come ma pagamento sì, il tema è magari sui mercati finanziari dove questa tecnologia è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni, compreso Natale, mentre invece le borse, per esempio, sono chiuse. sì, esatto, può essere un modo anche per superare, diciamo così, i ritmi e le complicazioni o i limiti anche dei semplici mercati. Però, fino a Esatto. che punto le criptovalute si possono espandere senza diventare un Far West? Ma il Far West tu lo eviti con la trasparenza e con la regolamentazione. Se andiamo a vedere i più grossi scandali finanziari, nessuno di questi è avvenuto con criptovalute, sostanzialmente, perché poi il riciclaggio si esiste anche col denaro contante, addirittura con i bonifici. Quindi come fai? Non certamente, come ha detto anche Banca d'Italia oggi in audizione in Commissione non certamente incrementando la tassazione, ma semplicemente creando regole di trasparenza, sorvegliando meglio, facendo una sorta di emersione di quello che ancora non è dichiarato, stabilendo delle regole chiare, precise e semplici da applicare, Certo, un po' come con tutti i fenomeni. certo, questa è la cosa
è la cosa più importante. Onorevole, siamo in chiusura. Quale sarà ora il prossimo impegno, il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo è quello di fare un emendamento parlamentare che a fronte di alcune garanzie riporti l'aliquota dal 42 al 26% in linea con le aliquote di tutti gli strumenti finanziari. Molto bene, molto bene. Allora avremo modo di tornare a occuparci di questo e tornare a parlare di questi grandi, diciamo anche di questi vantaggi offerti a livello fiscale. Mm-hmm. Onorevole, grazie ancora. Grazie a voi, buona serata. Prego. Buona serata, sigla. Qui Parlamento. Bene, le 18, 30 minuti e 38 secondi, noi ce ne andiamo in pausa e poi torniamo con Michael Jackson, Billie Jean del 1982, tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
Te la linea. Per dirla con l'immenso Michael Jackson, l'album era, l'avrete riconosciuto, Thriller, uscito il 1 dicembre del 1982, questa era Billie Jean, anche qui la mano di Quincy Jones dietro, il grande successo del King of Rock, dell'immenso King of Pop, immenso Michael Jackson, orbene, che peraltro è genero di Elvis Presley, non vorrei dire, è Eugennaru di Elvis Presley, ve lo dico alla paesana, signore e signori. Quindi non è che, insomma, qua gente di un certo livello. Va bene, insomma, alle 18, 36 minuti e 26 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Nel frattempo vi dico una cosuzza prima di passare al faccia a faccia di questa sera con Suad Sbai. Sono aperti tutti i seggi negli Stati Uniti d'America, si sta votando, ma dovete sapere che a partire dalla mezzanotte italiana fino alle 8 di domattina, sempre ora italiana, i seggi gradualmente chiuderanno e comincerà lo spoglio, per cui sarà una nottata appunto molto lunga, dovuta anche del resto alla differenza di fuso orario, non soltanto con la costa orientale degli Stati Uniti d'America, ma anche con quella pacifica. Pensate che rispetto a noi le Hawaii fanno meno 11, quindi insomma 11 ore di differenza non è propriamente una cosuzza molto facile da gestire per quanto riguarda il balletto degli orari e il balletto chiaramente dei come possiamo dire, il balletto anche dell'arrivo dei voti. Nel frattempo c'è qualcuno che guarda a questa elezione, non è soltanto l'Italia, non è soltanto l'Occidente, è anche l'Iran, per esempio, dove però riferisce ora Al Jazeera, la sensazione è che malgrado tutto non cambierà l'atteggiamento degli americani nei confronti della Repubblica Islamica. E noi andiamo nella Repubblica Islamica perché Suad Sbai ha da poco scritto un libro proprio sul regime degli Ayatollah, e in particolare questo libro uscirà tra poco per Armando Curcio, editore, ed è un libro che naturalmente vi invito ad andare ad acquistare, visto e considerato che è la narrazione, direi anche impietosa, di quello che è avvenuto dal 1979 ad oggi con questo regime che opprime le libertà di tutti e in particolare opprime la libertà delle donne. Sapete che giusto avantieri abbiamo visto questa ragazza iraniana che si è denudata per protesta all'Università di Teheran, ma nel denudarsi per protesta è stata arrestata dalla polizia morale, la quale ha ben pensato di pestarla ben benino, caricarla in macchina, portarsela via, e da allora non se n'è saputo più niente. Il libro di Suad Sbai, vedrete anche la sua copertina nel corso del faccia a faccia, è L'Iran dei Mullah per Armando Curcio, editore. Noi abbiamo parlato di questa ragazza, abbiamo parlato di questo regime, abbiamo parlato anche della possibilità che questo regime possa cadere e restituire quindi la libertà agli iraniani. Lorenz, vai. Questa sera io ho il piacere di ritrovare Suad Sbai, che vi ricordo essere giornalista, parlamentare, ma soprattutto è responsabile, per quanto riguarda l'organizzazione interna della Lega, del dipartimento che si occupa dell'integrazione, oltre che dell'immigrazione e naturalmente i rapporti anche con le realtà di varie religioni. Ora, Suad, io parto con una vicenda, parto con un nome, perché finalmente un nome ce l'ha. Il suo nome è, per la precisione, eccolo qua, ce l'avevo, eccolo qui, Aho Dariaei, ed è questa ragazza che all'Università di Teheran ieri si è spogliata perché i guardiani della morale, i basiji iraniani, le avevano contestato l'uso appunto del niqab, del velo, e lei per protesta si è spogliata. Si è spogliata, c'è questo video che circola in rete, dopodiché è stata arrestata, sappiamo che è stata brutalmente pestata,
Dopodiché è stata caricata in macchina ed è sparita. La scusa ufficiale che è stata adotta dalle autorità iraniane è che sostanzialmente era una pazza, per cui la pazza si è spogliata in pubblico e cosa volete? Quando una è pazza, poverina lei, no? E invece cosa c'è, Suad, prima di tutto? Intanto grazie, buongiorno a Grazie a tutti te. gli ascoltatori, grazie dell'invito. Io sono ex parlamentare, tanto per precisare, ma mi occupo del Dipartimento in contatto, insomma, diciamo, rapporti con le comunità. E che dire, la disperazione è tanta, la disperazione delle donne iraniane ormai eh, non ha limite, li vedo, li sento, li seguo, proprio più di tagliarsi i capelli in pubblico, più di mettersi ma non nuda, è un costume, non dimentichiamo che nel 78, prima dell'arrivo di Khomeini, le donne nelle spiagge andavano con quel diciamo indumento, non è che andavano con niqab o col burqa, andavano così. Sì, la fanno passare per fortuna sua per pazza, perché cioè alla fine bisogna stare attenti al linguaggio, e perché se no già oggi era in piazza, messa in piazza o uccisa. È uccisa, adesso da vedere dove è finita, perché molte associazioni, anche la nostra, si sta chiedendo insomma dove è finita Aura, ma non si sa che fine ha fatto, non sappiamo nulla. È chiaro che il silenzio non ci deve essere, soprattutto in Occidente. Dobbiamo rimanere vigili su queste questioni, perché all'altra parte del mondo ci sono tante donne che purtroppo soffrono il male del velo, cioè qualcuna qui lo porta con una facilità o con fierezza, quando invece in quell'altra parte del mondo se non lo portano muoiono, e non vanno dimenticate anche le altre donne, quelli dell'Afghanistan, che ogni giorno esce una legge terribile come quella di non parlare in pubblico, non sentire la loro voce in pubblico, e addirittura 2 giorni fa, 3, è uscita addirittura una nuova legge che le donne tra di loro non possono più parlare, oppure quando cammini non deve fare rumore, è una cosa terribile quella parte, che purtroppo è una situazione da seguire, drammatica. Sì, davvero, davvero drammatica. E nemmeno a farla apposta tu sei stata la scorsa settimana alla Bookmesse, la fiera del libro di Francoforte, anche perché per i tipi, correggimi se sbaglio, di Armando Curcio editore, sta per uscire il libro L'Iran dei mullah. Ed è questo tuo nuovo libro nel quale tu descrivi peraltro il regime degli Ayatollah come oppressivo e autoritario. Allora, a maggior ragione, visto quello che hanno fatto a questa povera ragazza ieri, cosa ha permesso, quali sono stati i fattori scatenanti che hanno permesso ai mullah, agli ayatollah, di restare al potere per ben 45 anni? Cioè 45 anni non sono un giorno. Come hanno fatto? Tanto ti ringrazio di parlare del libro, è stato presentato sia a Francoforte, devo dire, sono stata molto contenta, è stato preso bene, devo dire. E questo libro, come insomma l'avevo anche parlato nelle tue trasmissioni, sono quasi 2 anni che lo preparo, e non è stato facile. Poi è successo quello che è successo, insomma, per quanto riguarda la geopolitica ultimamente, e sono entrata in pieno proprio nel libro. Che cosa ha permesso, tu dici bene, che cosa ha permesso ai mullah di mantenere quel controllo per così tanto tempo, 43 anni, quasi 44 anni?
E purtroppo l'indifferenza dell'Occidente è stata fondamentale. Nonostante le oppressioni, molti paesi occidentali hanno continuato a fare affari con questi mullah, con i pasdaran, sono i guardiani della rivoluzione, che, come spiego tanto anche nel libro, controllano l'intera economia, non solo dell'Iran, ma anche una larga, diciamo, varie nazioni, anche come la Siria, come anche il Corea, come regimi militari che insomma che sono come la Corea del Nord, come la Cina, insomma hanno rapporti ottimi, ma non perché condividono i pensieri. Il problema è che questi pagano e cercano di avere più alleati possibile nelle sedi internazionali come l'ONU. Questo gli garantisce la sopravvivenza, diciamo, e la sopravvivenza del regime. Ecco, tra l'altro volevo ricordare ai nostri ascoltatori il fatto che Khomeini tornò proveniente dalla Francia, dagli anni di esilio in Francia alla fine del 78, inizio del 79, e tornò promettendo di essere il difensore delle libertà di tutti quanti. Le libertà di tutti quanti vennero nel giro di 2 mesi completamente cancellate. Ci fu questo referendum in cui gli iraniani poterono scegliere tra la monarchia dello Shah e la Repubblica Islamica, non la Repubblica e basta, e questo ha portato, diciamo così, alla nascita di questo regime che, come Suad sta dicendo, dura da 45 lunghi anni e non se ne vede per il momento, tra l'altro, la fine. E in tutto questo c'è il ruolo delle donne, appunto. Suad, tu dicevi, alla fine degli anni 70 le ragazze iraniane, se volevano, si mettevano la minigonna, se volevano andare al mare, si mettevano il bikini, nessuno diceva loro nulla. E però da qualche anno le proteste delle donne iraniane sono al centro, in fondo, del giornalismo mondiale, dell'attenzione dell'opinione pubblica mondiale. Io penso Vita, Donne e Libertà, penso a quello che è successo alla povera Mahsa Amini, 22 anni, presa a cazzotti sempre dalla polizia morale per un ricciolo che le usciva da sotto il cencio, come lo chiamò Oriana Fallaci davanti all'Ayatollah Khomeini. Ecco, ci racconti un po', come è scritto nel libro, ci racconti come le donne in qualche modo provano a lottare per i loro diritti sotto questo regime incredibile? Già con l'arrivo di Khomeini non è che uno si aspettava qualche apertura o libertà, si capiva dal primo giorno che arrivava l'inferno in quell'area, l'inferno è arrivato purtroppo. Io affronto questo tema con grande attenzione, come ben sai, perché una delle mie, diciamo, principali battaglie, quello che faccio quasi tutti i giorni nel aiutare e affrontare l'estremismo e aiutare le donne a non essere vittime. Purtroppo quando c'è stata un'ondata, diciamo, di attenzione sulle donne iraniane, insomma, dopo la morte di Mahsa Amini, l'interesse è un po' scemato, non so se ti sei accorto anche tu, troppo velocemente. Ricordo, insomma, benissimo tante donne famose che si erano esposte tagliandosi le ciocche di capelli, Sì. ma poi tutto è finito lì, i capelli poi sono cresciuti, ma le donne iraniane sono rimaste a combattere da sole, abbandonate. Recentemente, proprio qualche settimana fa, in Iran è stata anche introdotto nuove iniziative per monitorare i comportamenti anche della popolazione, e soprattutto nello spazio digitale. E c'è un controllo del regime assurdo, e chi non rispetta le regole, c'è questa legge che si chiama offese morali culturali,
che è il piano, diciamo, del MUR, e quello è proprio contro proprio le donne, contro questa repressione proprio, contro l'uso improprio del hijab, proprio ce l'hanno con le donne totalmente. E le donne dal 78, grazie comunque, come dicevo all'inizio, un certo Occidente che ha riportato il male per gli iraniani, ma sta agli iraniani a dire che è stato il male, perché basta vedere gli iraniani che hanno lasciato il paese, la metà del paese insomma sta fuori all'estero, e una parte stanno in carcere a marcire nei vari carceri di Teheran e di altri paesi, insomma. E qui c'è ancora comunque un'ambiguità, non si affronta, si rispettano le culture, si aspettano, ma lì non, bisogna conoscere l'Iran di prima, o la cultura persiana, di tutta questa roba, insomma, non sapevano nemmeno l'esistenza, eppure sono tornati a viverla in pieno. Però allora la domanda successiva e più logica è: ma perché le donne fanno paura a questo regime? Perché non mi pare sia solo una questione di sesso. Ma donne, perché? Perché una certa, diciamo, interpretazione religiosa lo dice, e loro non fanno altro che rispettare quell'interpretazione di loro, insomma, quella un po' sciita, e rispettano, non fanno altro che rispettare la religione, tout court. Cioè rispettano quella interpretazione. Ci sono tante altre interpretazioni. Basta vedere, insomma, anche tanto per parlare del Marocco, è andata la signora Macron con tanto di velo, intorno c'aveva tante principesse, tante donne, tante politiche, giornaliste, donne musulmane, marocchine erano senza velo. Beh, E la questo è un figlia po' del più re era tranquillamente ma con i capelli nessuno lo sciolti. porta, ma per carità, no, ma però chi arriva dall'Occidente invece si presenta con tanto di velo. Questo come sempre, è come quell'aereo arrivato a Teheran con è la stessa cosa. Questo arriva a Rabat, ma arriva, per carità, è libera di vestirsi come gli pare, ma è importante dire, ecco, che c'è qualche, ecco, mancanza, cioè non c'è uno studio approfondito. Uno va in un paese, certo studia le culture di quel paese, però è studiato male purtroppo. Le donne lì erano tutti senza nessun velo. Però esiste comunque una insofferenza a questo il velo, anche un'insofferenza, insomma, diciamo un po' internazionale. Il problema è che una parte si sta sempre talibanizzazione, diciamo una forte non mi viene, talibanizzazione della Talebanizzazione. popolazione, che è sempre più radicalizzata, sempre più estremista, sempre più, cioè, l'Iran, il libro lo dico, so, lo scrivo, controlla mezzo mondo, dal Venezuela fino al Nord Africa, l'Africa centrale, controlla una parte dell'Occidente, quelli che sono corrotti, che hanno sempre fatto una propaganda per il regime iraniano. Ce ne abbiamo anche tanti in Italia, quanti sono pagati, eppure si fa finta di non vedere, di non sentire. Ogni tanto c'è un disdegno, poi all'improvviso c'è il silenzio. Ecco, e precisiamo anche un'altra cosa. Mohammed VI, il re del Marocco, tra l'altro è un re molto occidentale per certi versi, tant'è vero che per le sue modernizzazioni, soprattutto in tema di diritto familiare, già era nel mirino di Al-Qaeda 20 anni fa, quindi è uno che ha le idee molto chiare sul concetto di società laica, libera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a maggior ragione precisiamo il fatto che la signora Macron sia arrivata lì, abbia trovato
le marocchine senza il velo in testa non è per una questione di parata, ma proprio perché la gente, le donne marocchine sono libere di metterselo se vogliono e se no di andare in giro all'occidentale. Non è un problema e nessuno le molesta, o mi sbaglio? No, non sbagli, è importante quello che dice Evan, è sempre stato così, non solo con questo re Mohammed VI, ma stava già con il padre, con Hassan II, che non ha mai, ha sempre combattuto qualsiasi forma di radicalizzazione o estremismo. Ha sempre dato la libertà a tutte le donne, ma anche la nonna di questo re andava senza velo, anche mia nonna andava senza velo, non è che vanno all'occidentale, che si andava in modo normale, non al modo, cioè, è proprio normale, non, c'è una libertà, c'è un'interpretazione anche religiosa diversa, e c'è questa libertà che è importante e da tenere molto stretta, ecco, non va inquinata, anche se l'Iran ci ha provato, comunque gruppi di estremisti, diciamo, sciiti sono anche presenti in tutto il Nord Africa con il loro pensiero e la loro e anche hanno provato, ci provano anche oggi di talibanizzare anche quell'area. Con difficoltà, però ci provano sempre, loro non mollano mai. Però guarderei anche in Occidente, non andrei tanto lontano, perché anche noi non è che siamo messi bene, cioè, Sì, infatti, anche per noi. esempio abbiamo una notizia giusto di stamattina di questa ragazzina che è stata picchiata perché è invitata a mettersi il velo, e questo in Italia però. Ma questo in Italia succede tanto di queste cose, succedono, si muore anche perché non porti quel velo, si muore anche perché vuoi innamorarti di una persona, si muore per tante cose. Queste notizie dell'ultima ora, cioè proprio, se no proprio un'ora, sì, però sono contenta del fatto che i genitori abbiano insomma denunciato questi ragazzi che facevano stalking alla ragazza, anzi maltrattavano in modo anche violento, insomma che ci siano dei genitori invece che non come i genitori di Saman che l'hanno proprio uccisa, ci sono anche genitori marocchini che vanno e denunciano il fatto, questo a me fa, ecco, cominciamo poi a dire c'è qualche cambiamento, c'è qualche insomma cambiamento, c'è anche una presa di coscienza, cioè i genitori che vanno e denunciano questo fatto, a me è fatto piacere perché bisogna denunciare tutti questi soprusi. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Perché non devono proprio esistere nel nostro paese. Questi ragazzi, bisogna cominciare a avere veramente delle idee precise. Se vivi qui e vivi perché condividi questa vita in questo paese, se no i primi aerei ci sono tutte le ore, bisogna portarli via perché non sono compatibili. Alcune persone non sono compatibili. Più noi aspettiamo una certa integrazione, forse no, il giorno si vede dal mattino. Se questi già alla scuola media cominciano a fare, cominciano a menare le ragazze perché non porta il velo, è grave questa situazione. Spero che arrivi a alto livello politico per cominciare anche nella scuola come abbiamo sempre anche richiesto. Intanto le ragazze non devono andare velate a scuola perché non vanno anche nel loro paese velate. Non vedo perché in Italia le dobbiamo permettere, però sono sempre discorsi di molto campagna elettorale. Oggi non lo siamo, però io continuo a proporre questi pensieri, cioè perché non è che aspettiamo tra 2 anni e li spariamo tutti insieme. Oggi bisogna dirlo, oggi è ora di denunciare questa roba perché domani diventa
non Iran, ma quasi, perché questi poi crescono e che cosa diventano? Estremisti e faranno, ecco, violenza anche alle mogli, anche ai figli. È una catena poi che non finisce più. Secondo me va troncata. Va troncata. Io sono contentissima, complimento proprio con i genitori, proprio marocchini, vivono in Italia in modo libero, tranquillo, che abbiano denunciato. Questo è importante, questo è un bel passo, devo dire, un ottimo passo. Sicuramente. Suad, senti, per concludere, tornando al tuo libro L'Iran dei Mullah, che è in uscita appunto per Curcio Editore, tu hai sempre posto l'accento sulla repressione culturale e religiosa nell'Iran. Secondo te, in Iran c'è una resistenza culturale al regime degli Ayatollah? Che forme ha? Ma soprattutto, questo regime può cadere adesso, specie nel momento in cui Netanyahu dice iraniani presto sarete liberi, eppure aspettavamo per prima delle elezioni americane l'attacco dell'Iran contro Israele, l'attacco non c'è stato. Ma no, c'è una forte repressione, c'è una forte repressione, proprio il problema è che esiste una resistenza, diciamo forte resistenza culturale, che vive nell'inferno, non immaginiamo, noi stiamo in Italia, vivi, alziamo la mattina, possiamo parlare come stiamo facendo io e lei tranquillamente, io e te, diciamo del tu, che parliamo loro no, però esiste una forma di resistenza, soprattutto nei giovani, i genitori, diciamo, quelli più grandi un po' sono stanchi perché sono 40 anni, 43 anni, sono un po' stanchi, però c'è non sono la maggioranza, cioè se diciamo un 50% della popolazione che fa resistenza, all'altra 50 ha paura, è terrorizzata, perciò qualche cosa deve succedere, perché deve succedere come naturale. Il problema è che se non sono diciamo aiutati dall'Europa, dall'Occidente, perché poi bisogna vedere anche come andrà gli Stati Uniti, come andranno le elezioni, ma secondo me bisogna aiutare questa resistenza che esiste, che c'è, che è palese, ma c'è anche in Europa, che fanno veramente una resistenza. Per questo io ho iniziato, scuso, proprio con gli iraniani, ho scritto questo libro proprio per loro, anche perché loro so che non lo possono fare, hanno paura anche vivendo all'estero, perché sono minacciati direttamente, perché sono cittadini iraniani. Io sono un po' meno perché non so, italiana, marocchina, so, alla fine mi filano un po' meno, però nel libro, ecco, ci sono tanti, ecco, chi vuole conoscere l'Iran e chi è l'Iran e chi è proprio anche i mullah iraniani, può trovare veramente tante risposte e tanti chiarimenti. Un libro, una raccolta di materiale anche sitologico che racconta dal 79 fino a oggi che cosa è successo. Infatti io mentre lo scrivevo, infatti sono successe tantissime cose all'improvviso che non sono successe in 40 anni, e questa è la speranza. E leggendo il libro dice vabbè, allora in poco tempo c'è stato questo cambiamento, e questo tempo dipende anche da noi, dico noi, quanto Occidente, se il petrolio, se è più importante di queste questioni. Che cada, sì, io penso anche presto, spero anche presto, già l'anno prossimo, il 2025, penso che ci sarà un Iran senza i mullah, però questa è una mia
mia speranza, una speranza che però nello studio, insomma, che ho fatto, comunque c'è questa insomma, avanzata di una forte resistenza anche dell'esterno. Speriamo che avvenga più presto possibile. Però ecco, il libro è più per studiare, per chi non conosce l'Iran, ecco, capire chi è l'Iran. L'Iran è una piovra, l'Iran tiene il mondo, l'Iran è un paese che veramente tiene il mondo in mano. E ecco, il momento che non avrà più questi aiuti, questo appoggio, l'Iran può morire. L'Iran degli ayatollah, no, l'Iran deve vivere e vivere anche, perché ci sono veramente molta gente che lavora per la resistenza, diciamo, anche nel nostro paese, gente che crede nel cambiamento, crede nel ritorno della libertà e nel ritorno. Cioè, serve un po' di tempo, chiaro, perché ricreare tutto un paese, soprattutto i funzionari che sono tutti radicalizzati, ricreare quello ci sarà da lavorare molto. E allora, Suad Sbai, l'Iran dei Mullah, per Armando Curcio editore, presto in libreria. Grazie del tuo tempo, Suad. Grazie a voi, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A te la linea. A te la linea, Antonino. Grazie Lawrence. Questo è In attesa di giustizia con gli avvocati Claudio De Filippi e Gianna San Micheli, che saluto alle 19:10 qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Buonasera a entrambi. Salve, buonasera a tutti. Bene, allora io sto per aggiungere adesso l'ospite di questa sera, la signora Eufemia Nardelli. Adesso la chiamiamo perché naturalmente è lei l'ospite di questa sera, che io vi pregherei intanto di presentare, perché questa sera torniamo a parlare sempre del caso del killer delle vecchiette,
killer delle vecchiette che naturalmente ha terrorizzato la Puglia e che ha lasciato 8 innocenti in carcere. Ma prima sigla. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. E allora stiamo cercando di chiamare la signora Nardelli, vediamo se tra poco potremo essere in comunicazione. Pronto? Oh, signora Nardelli, buonasera, sono Antonino Buonasera. da Radio Libertà insieme con gli avvocati De Filippi e San Micheli. Buonasera a lei. Buonasera. Prego, avvocato Signora De Filippi. salve, allora, signora cara, noi ci siamo sentiti da poco e volevo che lei appunto presentasse un po' la figura di suo figlio Davide, a cui io sono molto legato per vari motivi, che si tratta, lo chiamiamo così solo per una questione diciamo di presentazione, dell'8° innocente. No? In realtà non è né il primo né l'ultimo, perché sono 8 questi presunti innocenti per lo Stato italiano, per la giustizia italiana, sono colpevoli, lo diciamo sempre, però noi speriamo che poi venga acclarata, scusate la voce, ma sono in convalescenza. Un po' raffreddato, ho capito. Devo un po', la radio è bella proprio per questo, che si può fare anche quando si è un po' malati e quindi a differenza di altri mezzi, la TV eccetera. Allora la questione, cara signora, è questa. Io volevo sapere un po' da lei, parlare un attimo di una figura che noi non abbiamo mai visto, perché abbiamo presentato tutti, dai familiari di Tinelli, i familiari e lo stesso Faiuolo, abbiamo visto Montemurro che è stato sentito in radio, e poi abbiamo sentito anche altri, compreso i familiari di Orlandi e i familiari di Don Vito, ma non abbiamo mai sentito praticamente nessuno che ci parlasse di Davide Nardelli. Ecco, ci faccia un po' un ritratto di suo figlio. Sì, mio figlio, io tenevo dei parenti a Palaggiano, la moglie di mio fratello. Ex moglie stava là. E mio figlio si era affezionato a questa famiglia. E ha detto: mamma, vedi che io vado a Palaggiano. Ho detto: ma no, figlio mio, che mo sei venuto da lavoro, sei stanco? No, mamma, ma mi lavo e me ne vado. È andato a Palaggiano il 12, che il 13 è successo il fattaccio. 12 di che mese, signora? Il 12 agosto. Mio figlio è andato a Palaggiano. Si ricorda l'anno? No, l'anno non me lo ricordo. Era il 2015. 2015, vabbè. dovrebbe essere, vabbè. Ci dica. E niente, è andato a stare là da mio fratello. Però io non sapevo che se la faceva col Tinelli. Mio figlio Davide, non lo sapevo. Vabbè. Sì. Ha conosciuto Elena, ha conosciuto zia Mimina, ha conosciuto mezza famiglia dell'ex moglie di mio fratello. Sì. Allora mio figlio stava dormendo, arriva la mamma del Tinelli e dice: mio figlio stava dormendo a casa loro, però io non lo sapevo. Vabbè. Sì. Lo sveglio: Davide, e mio figlio si sveglia, dice: zia Mimì, che è successo? Hanno portato a Giuseppe in caserma. E perché cosa? Ha detto: non lo sappiamo. E sono andati là a questa caserma dei carabinieri e niente. Poi il Tinelli ha messo in mezzo mio figlio. Ha detto: no, che pure Davide stava. Ma se mio figlio stava dormendo, come faceva a stare là? Non ho capito. Si è autoaccusato il Tinelli, perché ha preso le botte. Dica.
perché il Tinelli ha accusato anche Davide. Dice no, stava Davide, stava il Don Vito, stava mia mamma, ma non c'era niente di che. Quindi lei sostiene, mi scusi se la interrompo signora, lei sta sostenendo che Giuseppe Tinelli, nostro cliente, mio e dell'avvocatessa Gianna, come lei ovviamente, noi rappresentiamo tutti gli 8 innocenti, lei sostiene che praticamente Giuseppe abbia fatto una confessione che non corrisponde alla verità. È giusto quello che dico? Sì. Quindi, giusti, come la madre, come la sorella. Sì. Ha confessato cose che non erano corrispondenti al vero. Questo è quello che dice lei. Bravo. Sì, adesso io volevo farle una domanda su Davide, però, perché volevo sapere com'era lui, come persona, è vero che è la mamma che parla, ma ce lo descriva un attimo per capire. Perché era un ragazzo disponibile, era un ragazzo bravo, gentile, ancora ne parlano, educato, quello era mio figlio, purtroppo. Allora, accusarlo di aver partecipato ad un omicidio, che l'accusa viene da questa accusa di Giuseppe Tinelli, che ovviamente poi lui di confessione della sorella, della madre, di tutti loro, tutti i componenti. Queste confessioni che sono state fatte plurime da parte di Tinelli, scusate, sono praticamente confessioni che non combaciano, diciamo così, scusate l'espressione, una con l'altra. Ma quel giorno non stava manco il Tinelli là, forse non è chiaro. Benissimo. Quindi lei sostiene che le confessioni di Giuseppe siano tutte confessioni assolutamente infondate, che non riguardano neanche lui, cioè non è colpevole né Tinelli, né Nardelli, per sbaglio, né nessuno. Né la madre, né la sorella, non sono colpevoli nessuno. E quali erano le accuse nei confronti di suo figlio? In che cosa consistevano, se è quello che ricorda lei? No, io ricordo perché l'hanno messo in mezzo a buono, questo è. Che dicevano che Davide era il fidanzato di Elena, poi dice che Davide teneva un'altra fidanzata a Taranto, la gelosia, l'hanno messo, tutta roba di gelosia. Sì, quindi, ma scusi, è chiaro che qui parliamo di un omicidio compiuto da più persone, se non vado errato, in cui c'è una partecipazione di Davide e non so se lei sa in che modo l'hanno accusato, se no ce lo spiega l'avvocatessa Gianna. Lo so, ho capito. Era accusato Nardelli, è stato accusato e basta. Mi sono trovato mio figlio ai fornelli di Bari, perché all'epoca era minorenne. Sì. Puoi dirci qualcosa sulle accuse Nardelli, Gianna, di più? Sì, io confermo quello che dice la signora, che Nardelli Davide era considerato un bravo ragazzo, in realtà lo è stato considerato anche dopo l'omicidio, tant'è che ci sono delle relazioni dei servizi sociali che dicono che questo era un ragazzo molto educato e molto per bene, conosciuto da tutti come veramente una brava persona, che si era anche dato da fare immediatamente per lavorare, era andato immediatamente a lavorare, aveva lasciato la scuola e stava contribuendo alla famiglia. E il nome di Davide in realtà è venuto fuori non immediatamente la notte in cui Tinelli venne portato, lo so. ma molto dopo, i primi verbali solamente i primi verbali solamente sottoscritti da non c'era Tinelli niente, Giuseppe, è vero, perché mio allora figlio aveva stava 15 anni. dormendo e se a me Esattamente. allora Per la verità, signora, lasci parlare un attimo l'avvocatessa che poi le faccio un'altra domanda, dimmi pure. Tinelli fu portato effettivamente durante la notte in carcere e dopo molte ore di interrogatorio senza la madre, senza nessuno che esercitasse la patria potestà e neanche senza effettivamente un avvocato, almeno per le prime confessioni. Fece il nome di Don Vito, di cui abbiamo già parlato, ma non il nome di Nardelli. Il problema fu che poi ci si rese conto che Tinelli Giuseppe
successivamente, ma dopo 3 giorni, si resero conto che insieme a Tinelli quella sera e anche nelle sere precedenti c'era appunto Davide Nardelli, perché era stato considerato il fidanzato della sorella minore di Tinelli, quindi lui era diventato un po' di casa, diciamo, esatto, di Elena, era diventato un po' di casa. E quindi in qualche modo nei verbali successivi, allora Tinelli disse di aver fatto da palo a Don Vito, lo disse ovviamente dopo tante ore in modo solo riportato a verbale, non esiste una confessione registrata e non esiste un video, non esiste nient'altro che una firma. No, ma però io so che il Don Vito Vincenzo quella sera era a Taranto. Esattamente, cioè il problema è che... Cosa dice la signora? Cosa ha detto? La signora sa che Don Vito era a Taranto, ed è vero. Il Don Vito Vincenzo era a Taranto. Quindi, sì, esattamente questo. Era... E suo figlio era insieme alla famiglia. Era insieme alla famiglia Tinelli ad una festa Tinelli. Esattamente, ma era ad una festa che tra l'altro era proprio di fronte all'abitazione. Sì. All'abitazione della signora che poi fu trovata defunta. Quindi no, non c'era proprio mio figlio là. Stava dormendo, me lo disse la mamma dell'Elena. Mi disse, io sono andata a svegliare Davide perché mio figlio stava alla caserma e io sono andata io da Davide a svegliare Davide. L'aveva detto Elena? Elena l'ha detto? No, l'aveva detto Elena e la mamma, Palmisano Cosima. Sì, quindi Elena sapeva che quindi lui praticamente non c'entrava nulla in questa storia. No, è bravo, diciamo è proprio lei l'ha messo in mezzo. Adesso, bravo. Adesso signora mi in realtà credo che... No, io credo che tra l'altro Davide avesse dei testimoni perché l'orario del delitto nel caso di Tinelli e Nardelli era intorno alle 20, quando invece quello di Don Vito, che sarebbe stato l'esecutore materiale, il delitto sarebbe avvenuto alle 21:30. Quindi ci sono 2 sentenze con 2 orari del delitto diverso. Lo so, ma hanno fatto un macello, perché non si è capito niente. Perché Don Vito era Taranto nell'orario del delitto di Tinelli e Nardelli, mentre Nardelli aveva dei testimoni, anche più di uno, per le ore successive alle ore 21:30. Quindi l'orario del delitto per una sentenza... Esattamente. Mia mamma era disabile e io stavo a Taranto. Io tutto quello che mi hanno raccontato sto dicendo, però io non posso sapere più di tanto perché io non c'ero a Palaggiano. Non c'era. Adesso le dico una cosa, signora, volevo farle una domanda su Davide sempre. Ma Davide, come è successo che poi ancora giovane, mi sembra avesse ancora 30-33 anni, è successo quel disastro dell'ospedale? Cosa è successo? Ce lo può dire? Davide ha avuto un ictus cerebrale. In giovane età quindi ancora, quanti anni aveva? 35 anni. Ecco, e quindi se n'è andato molto velocemente, giusto? Sì. Questa storia. Sì. Allora le diceva l'avvocatessa Gianna, chi erano questi testimoni di cui Davide non lo so. Io non lo sa. Ok. No, allora, non so niente. Ma Davide... Addirittura mi hanno detto pure, per sentito dire, che la moglie del Tinelli se n'è andata con un poliziotto di là, quel periodo, della caserma. Una relazione con un poliziotto? Una relazione del Tinelli con la moglie che se n'è andata, non lo so, per sentito dire, non lo so. Lei ha sentito questa cosa, va bene. E volevo dire questo, ma Davide come si professava, visto che con lei parlava di questa storia, si professava innocente o colpevole? Innocente. Le avrà ha detto mamma, io sono stato incastrato. Ecco. Quindi lui non ha mai confessato, Davide, a differenza No, mai. Questo... Non ha mai confessato.
È vero, mai. Sì. E un'ultima perché cosa dice, che ma non volevo posso dire una cosa che io non ho fatto. Ci mancherebbe. Ma io le volevo dire, lei ha saputo che il serial killer Sebai si è Sì, dopo lo dell'omicidio so, si è di suo autoaccusato. figlio? Sì? Dopo l'abbiamo saputo. Come l'ha saputo lei? Gliel'ha detto Davide? Dai giornali, sì, Davide dice, ma scusa, quello che ha fatto tutte le vecchiette, le cose, l'hanno dato a colpa a noi, non ce ne l'avevano data. Ma figlia mia, a te ti accusa Putinelli, ti accusa quella razza, ti accusa Elena. Anche Elena lo accusava a Nardelli? Sì. Ok. Quanti anni ha fatto di carcere Davide per questa storia? Non lo so, ha fatto prima i fornelli di Bari, perché quando è successo il fatto Davide era minorenne. Quindi quando è successo era minore Davide, ok? Sì. Ma minore, le volevo dire, ma lui comunque... Allora, primo grado l'hanno dato 21 anni, poi le hanno dato 7 anni. Da 21 a 7, già una situazione un po' particolare. E poi è andato in Cassazione, che lei sappia, o no? No, non lo so, avvocato, non ricordo niente. Chi era l'avvocato di Davide? E poi quando è morto Davide, a me a capo mi ha scoppiato, avvocato. È l'unico figlio mio. Capisco signora, mi dispiace, io gliel'ho detto, ero molto affezionato a lui, perché quella descrizione che lei ha fatto da mamma, ovviamente, io l'ho veramente conosciuto, mi ricordo un ragazzo lo so semplice, che l'avete conosciuto. molto gentile, molto educato, e quindi era una persona che sicuramente si ricordava. E mi ricordo sempre che un giorno, voglio ricordarlo qui, visto che me lo dice lei, un giorno io sono andato in una trasmissione, mi sembra La Vita in diretta, e mi sento chiamare da niente meno che il giudice Imposimato, che era diventato avvocato, e per un breve periodo siamo stati in codifesa di Davide e quindi praticamente questa figura, diciamo, di Imposimato, che credeva nella revisione e quindi capiva, ricordo che Imposimato ha avuto a che fare anche con il caso che recentemente è andato alle Iene di quei 3 fratelli, i mostri di Ponticelli, una roba del genere, e quindi fondamentalmente vedeva che era un caso veramente allucinante. Per quello che le dicevo, chi era l'avvocato di Davide, se se lo ricorda? No, non lo so. Io so che l'avvocato Velletri era del Don Vito Vincenzo. Sì? Che mi dice, ma forse all'inizio, quando era minore, Davide aveva un avvocato d'ufficio, era un ragazzo che non aveva ancora 18 anni, giusto, quando è successo tutto questo, o sbaglio? No, l'hanno messo loro, io non lo so. Io avvocato gli so a bene, ce ne sa. Gianna ci può dire qualcosa su questo argomento? Sull'avvocato? Sì, aveva un avvocato d'ufficio, però quello che volevo dire magari alla signora è che in realtà contro Nardelli non c'era niente se non questi verbali sottoscritti e che erano completamente diversi l'uno dall'altro, fatto da ragazzi minori senza il supporto di nessuno, neanche di un avvocato, almeno all'inizio. E a lei minore ci voleva un curatore del minore anche, forse. Certo, e poi soprattutto quando è stato accusato solo e quasi esclusivamente sulla base di questi verbali di Tinelli, ma Tinelli all'ingresso in carcere, dopo essere stato a disposizione della G-mandante, almeno questo è scritto nelle carte, risultava tumefatto, cioè con tumefazione sottorbitaria e escoriazioni in praticamente tutto il corpo, che necessitarono di 10 giorni di cure, tant'è che lui in udienza disse che era stato in qualche modo costretto a sottoscrivere questi verbali. Lo dissero per la verità anche tutti gli altri parenti e le altre sorelle, anche se minori, che avevano in qualche modo coinvolto Nardelli in questa situazione.
Quindi non è che ci fu una volontà di nuocere a suo figlio, ma ci furono esclusivamente dei verbali in cui venne messo la firma di Tinelli. Però di Tinelli adesso sappiamo che comunque, anche se rimasero non indagate, aveva subito violenze prima di entrare nel carcere minorile. Quindi questo potrebbe avvallare il fatto che sia stato in qualche modo costretto a sottoscriverle, insomma, queste dichiarazioni accusatorie nei confronti di suo figlio. 30 secondi di pausa, signora, scusate, 30 secondi di pausa, torniamo subito. Va bene. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A voi la linea. Con gli avvocati San Micheli e De Filippi e con la signora Eufemia Nardelli. Ma in sostanza, se mi posso permettere, adesso a che punto è la richiesta di revisione del processo? Si può chiedere? Io? Lo chiedo sia a lei che agli avvocati, certo. Certo, se l'avvocato lo ritiene giusto lo faccio. Avvocato De Filippi. Cara, c'è ancora l'avvocatessa Gianna? È caduta la linea? Sì, No, c'è. sentivo male, però sì, ci sono. Noi abbiamo già fatto una richiesta di revisione già da diversi anni e quando già avevamo vinto almeno 2 ricorsi per Cassazione sulla base di queste incongruenze che stavo anche spiegando, purtroppo Nardelli è venuto a mancare. È deceduto, quindi lo so. esatto, e quindi la revisione in questo momento è ancora portata avanti da entrambi i genitori. Quindi noi stiamo ancora cercando di far aprire il processo. Dare giustizia a Davide, ho capito. Esattamente, noi abbiamo molte prove, non solo incongruenze, ma molte prove nuove, compreso il diario clinico di Tinelli Giuseppe, che non sono mai state effettivamente indagate, quindi abbiamo una buona possibilità di ottenere giustizia perlomeno per Nardelli Davide. Va bene, ok, grazie. Signora, mi dica una cosa, ma lei ci crede nella giustizia? Senta, avvocato, perché a volte mio figlio non credo più niente, mi dispiace. Lo so. Non è una parola bella. Avvocato De Filippi, non è una parola bella, lo so. Signora, noi capiamo che lei ormai ho perso tutto, figlio avvocato. che ha perso, però le devo dire una cosa, signora. Lei lo so che i codici di procedura penale, i codici penali le interessano fino a un certo punto, perché poi lei vuole delle risposte concrete dalla giustizia ed è comprensibile. Però nel codice ci sta scritto che anche chi muore colpevole quando è innocente ha diritto a che venga ristabilita la verità. E quindi io spero che noi, io insieme all'avvocatessa Gianna e altri consulenti, ma anche ai media, compresa Radio Libertà che ci dà voce, e non solo, abbiamo la possibilità concreta di riaprire questo caso, che se dovesse essere provato potrebbe rappresentare il più grave errore giudiziario d'Europa. Quindi sostanzialmente il filo rosso che lega tutte queste 8 vite che sono state attenzionate dalla giustizia, secondo noi, ma va verificato con una sentenza, lo diciamo sempre, queste 8 vite c'è un filo rosso conduttore. Il filo rosso conduttore siamo io, l'avvocatessa Gianna, perché abbiamo investigato anche noi in queste direzioni. E anche il filo rosso è il serial killer, il quale onestamente dice: io, e ho finito, sono muslim, non posso dire il falso davanti ad Allah. Io l'ho sentito con le mie orecchie al Foro di Taranto a dire queste cose. Sono tutti innocenti, compreso Nardelli, Tinelli, Faiuolo, Don Vito e anche tutti gli altri. Quindi sostanzialmente Montemurro e Orlandi. Quindi abbiamo detto tutti. Quindi sostanzialmente il serial killer non gli è stato dato retta, o meglio,
In alcuni casi hanno detto che era credibile, in altri casi non era credibile. No, è molto credibile. strano, è molto strano. Noi vogliamo verificare bene questa vicenda, perché questa vicenda può essere la cartina tornasole di una giustizia nuova e una giustizia futura, una giustizia diversa da quella attuale. Molto bene, allora io ringrazio tutti voi per il vostro tempo, ci ritroviamo la settimana prossima e speriamo in una soluzione positiva di questo caso. Grazie. Salve. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Lorenz, adesso noi andiamo avanti con un pezzo ancora con Will Smith, Il principe di Bel-Air 1990, il solito caveat. Io ovviamente mi dissocio dalle affermazioni che si fanno in questo spazio, così come anche tutta la radio, perché non abbiamo la possibilità di verificare le affermazioni che vengono fatte da chi è parte interessata di queste vicende che racconta, per cui chi volesse replicare siamo sempre qua a disposizione. Vai con Il principe di Bel-Air. A te la linea. E rieccoci sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. L'anno è il 1990. Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air. Molti di voi probabilmente lo ricorderanno come il mitico Willy, il principe di Bel-Air. Quincy Jones era uno dei produttori di questa serie che ha reso famoso Will Smith e lo ha lanciato nella sua carriera.
E adesso il telefono è aperto allo 0292947222 e vediamo un pochettino se c'è qualcuno che vuole intervenire, oppure 340 670 9659. Per cui vediamo un pochettino, se no noi procediamo con la nostra trasmissione. Or dunque, andiamo a dare un'occhiata. Abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, eccomi qua. Allora, come va? Un saluto noblesse oblige a Madame Mattia con Montova, Antonino Danna in conduzione di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti sulla Talk Radio Libertà. Eccomi, come stai, buon Antonino? Tutto bene? Sì, tutto a posto, tutto a posto. Insomma, cerchiamo di fare il nostro meglio. Dunque, stanotte sarà una notte di grande attesa, perché negli States 5 novembre 2024 significa elezioni americane, dunque si sceglierà il nuovo presidente della massima potenza mondiale. Chi vincerà le presidenziali tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris. Ci sarà sicuramente modo anche per la libertà di aggiornare in tempo reale sull'affluenza, gli exit poll, le proiezioni sul vincitore solo per Stato. Si prevede un testa a testa fino alla fine nei sondaggi al voto dell'Election Day, oltre 100 milioni di cittadini americani oggi 5 novembre per eleggere il nuovo presidente alla Casa Bianca e scegliere i nuovi membri del Congresso alla Camera e al Senato. L'Election Night inizierà tra la mezzanotte e l'una, ora italiana, negli USA saranno le 19 ore locali, i seggi chiuderanno nei primi 6 stati e dunque così poi discorrendo. Negli Stati Uniti vige un sistema elettorale diretto per cui i cittadini non votano direttamente il presidente e dunque anche chi dovesse ricevere il maggior numero dei voti non vincerebbe, come è successo ad esempio non nel caso di Biden ma della Clinton, che ne prese 3 milioni in più ma poi non venne eletta, così anche il vicepresidente. Ma per i grandi elettori saranno i 538 grandi elettori distribuiti in base alla popolazione di ciascuno Stato a eleggere ufficialmente il prossimo presidente degli Stati Uniti. L'ex presidente Donald Trump ha voluto purente, quasi al di là del suo autoritarismo, qualcosa di folle, detto che vorrebbe sparare ai media. Dall'altra parte c'è Kamala Harris, che invece per l'integrazione sociale, una donna di colore, di origine asiatica, che vorrebbe una politica volta maggiormente all'interesse degli afroamericani. E dunque Salvini è dalla parte di Trump, dice che vince una buona notizia. Per lui è una buona notizia perché quando governano i repubblicani scoppiano meno guerre nel mondo. Se la segretaria Demmo per Kamala Harris, il leader della Lega, e invece tra l'altro anche il ministro, lo sappiamo, dei trasporti e dell'infrastruttura Matteo Salvini, spera di vedere di nuovo il secuno alla Casa Bianca. Comunque votino gli americani che avranno ottimi rapporti, ha aggiunto Salvini. Non è un mistero il fatto che nel nome della pace la sua speranza sia di una vittoria repubblicana. Lui parla a nome suo, per quanto riguarda gli altri che si chieda a loro, ha risposto il cronisti che gli hanno chiesto se anche gli altri rappresentanti del governo la pensano come lui. La Gelain dal parere suo dice invece spera che vinca la Harris. Da ogni punto di vista è auspicabile che vinca, dal momento che è appunto una democratica, non si è d'accordo su tutto. È importante sapere che da parte stare in una sfida che riguarda la fragilità della democrazia, non solo l'aspetto capitolino. Trump non ha mai riconosciuto l'esito del voto, non è un democratico, è un repubblicano autoritario e anche ora si rappresenta prestandosi a farlo, cominciando a evocare brogli. Non c'è più riconoscimento di alcuna regola e i rapporti con l'Unione Europea. Anche negli ultimi giorni Trump non ha fatto mistero del suo odio per l'Unione Europea, altra ragione per cui questo voto riguarda anche noi. Ecco, naturalmente sono tanti temi, dall'immigrazione al rapporto con la guerra in Terra Santa, dei tempi di intifada israelo-palestinese e guerra russo-ucraina.
Tu che cosa ne pensi di queste elezioni statunitensi di stanotte? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Michele, penso che è un momento epocale nella storia di questo secolo, perché si decidono non tanto i prossimi 4 anni, ma i prossimi 12, perché stiamo parlando, nel caso di J.D. Vance, il giovane candidato alla vicepresidenza di Trump. Se Trump vince, significa che si fa 4 anni da vicepresidente e poi può lanciarsi in un'eventuale candidatura nel 2028 per la presidenza, il che significa che partiamo da ora e arriviamo fino all'anno 2037 con una gestione repubblicana, figlia anche del Make America Great Again trumpiano degli Stati Uniti d'America. Significa ipotecare un bel pezzo di XXI secolo, insomma, arrivare fin quasi alla metà di questo secolo. Se questo non accade, lì c'è da chiedersi un po' di cose, e lì però c'è la palla di cristallo e io non sono Nostradamus. Abbiamo un'altra telefonata, credo. Pronto, chi è là? Sono Nando da Pioltello, Antonino. Grandissimo Nando, ciao. Il punto di Michele Caruso mi ricorda sempre di più gli editoriali di Onofrio Pirrotta al TG2 di 30 anni fa. Dovrebbero dargli la tessera da giornalista d'onore, così almeno lo facciamo contento il Michele Caruso. Senti, tornando alla questione iraniana, c'è una notizia che forse ti è sfuggita, che io l'ho letta oggi. L'Iran ha annunciato di aver messo in orbita 2 satelliti. Questa è una questione che, siccome capita proprio in questi giorni di tensione, mi preoccupa un po'. Non so se hai mai sentito parlare del martello di Thor e del fisico americano Jerry Pournelle, collaboratore della NASA. Allora, io ne ho sentito parlare, però ho sentito parlare anche del cosiddetto Iron Beam di Israele, che dovrebbe essere più o meno col concetto del martello di Thor. No, è una cosa completamente diversa, perché l'Iron Dome di Israele può abbattere dei missili, dei razzi, sto parlando eccetera. l'Iron Beam, non l'Iron Dome. L'Iron Beam è il cannone laser, quello che Israele ha sviluppato e Netanyahu già voleva utilizzare. Perché vedi, non rivelo un gran segreto, perché Pournelle, dopo aver presentato l'idea al Pentagono e alla NASA, ci aveva anche scritto un romanzo di fantascienza, no? Il concetto è questo: se poni in orbita a 300-400 km di altezza un tubo di acciaio al tungsteno e lo fai cadere su una città, magari attraverso qualche razzo direzionale o sistema di guida rudimentale, la semplice forza dell'impatto è uguale a mc2, sarebbe l'equivalente di una bomba atomica. Senza bisogno di uranio, senza bisogno di tecnologia nucleare, basta un tubo d'acciaio che cade a quell'altezza e svilupperebbe un'energia cinetica capace di distruggere una città. È un po' strano che questi satelliti li abbiano mandati in orbita proprio in questi giorni e mi è venuta una botta di paranoia, Antonino. Ciao. Ma no, guarda, in questi giorni si è diffusa appunto anche la voce di questo Iron Beam, come viene chiamato, che è questo cannone laser, il quale con una forte scarica energetica sarebbe in grado di squagliare letteralmente l'obiettivo, sia esso un drone, un missile o quel che l'è. Per cui figurati tu una macchina del genere che cosa può fare contro un tubo di tungsteno che cade dall'alto. Lo fa a pezzi, anzi te lo dico in dialetto, lo facci morza, e altro che caduta al suolo, insomma, arrivano le briciole per terra, tutt'al più. Attenzione, i generali hanno detto a Netanyahu che per il momento l'apparecchio non è da ritenersi pronto all'entrata in servizio sul campo, però poi, sapete, credo che quando ti trovi in certe situazioni non ci vai tanto per il sottile a pensare se sia il caso di farla entrare in servizio sul campo oppure no. Allora, che ora si è fatta? Le 19:49. Comunque un buon argomento di riflessione, ti ringrazio molto anche per la citazione dell'immenso Pirrotta del TG2, sei un grande Nando. Allora, bella gente, noi chiudiamo qua. Ci salutiamo con Diana Ross, Home 1978, dal musical che lei interpretò del Mago di Oz. Vi voglio dire semplicemente che io sono già al lavoro per
la madre di tutte le dannatone, che comincerà appunto domani alle 12, chiuderemo alle 20, anzi alle 19:50 come sempre, poi dopo ci sarà aria fritta, quindi io domani, se ci arrivo vivo, tranquilli, perché faccio il record della radio, veramente, come diretta, però vi racconteremo, ovviamente non sarò solo, ci saranno gli ospiti, ma poi ci sarà Pigi Pellegrin, ci sarà Matteo De Sio, ci sarà Giovanni Sallusti, Giulio Cainarca, insomma, grazie a Dio non è che mi mollano qua da solo davanti al microfono e mi dicono veditela tu, tranquilli che ce la facciamo, arriviamo tutti in fondo. Questa notte appuntamento del sottoscritto col professor Riccardi dalla Cina, lo troverete domani nel corso della maratona e stiamo in campana, perché stanotte si fa la storia e la storia avrà un altro momento, un altro turning point, come si suol dire in inglese, cioè un altro punto di svolta. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna and God bless America. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.